Ciao a tutti, sono Roman e benvenuto nel mio canale. Come già sai, ho iniziato un serie di video mostrando il mio livello in diverse lingue. Allora, ho iniziato con il giapponese, penso, fa 3 settimane, penso, e dopo ho fatto, io penso, il portoghese oppure il spagnolo, non ricordo bene. Allora, fa molto tempo che ho fatto altro video in italiano. E normalmente non faccio le video in italiano perché non penso che farlo molto bene l'italiano. Capisco molto bene, chiaro, quando ascolti alcune cose, quando ascolto musica o quando riguardo una cosa online, un film, eccetera. Ma penso che un problema per me quando parlo italiano è che sempre mescolo le differenti idiomi, le differenti lingue. Scusa. Ad esempio, a volte mescolo il portoghese o il spagnolo. È un po' difficile per me perché ho molto vocabolario, ma a volte quando io parlo, come in questa situazione, non ricordo bene cosa devo dire, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cosa è bene che io penso che il mio livello è semplicemente migliore. Il mio livello è migliore che fa alcun tempo quando ho pubblicato per la prima volta un video in italiano. Il primo video, penso che il primo video che ho fatto fu un video facendo rizzo al telefono, cucinando oppure facendo una pizza, non ricordo bene. Ma non fu la cosa la più facile, fu letteralmente difficile per me. E sì, semplicemente vorrebbe mostrarvi che sì, parlo anche l'italiano, sono un po' migliore e sì, questo è tutto. Anche una cosa differente dell'ultima volta. Questa volta ho un amico che mi aiuta con l'italiano e molto, molto obrigado. Questo non è italiano. E mille grazie mille, penso che grazie mille a tutte le persone che mi hanno aiutato con l'italiano. Con l'italiano o l'italiano? Penso che è l'italiano invece di l'italiano, ma non ricordo. Allora, già ho fatto questo video, ma sì, come voi vedete, ho avuto alcuni problemi con il mio video e non so cosa è succeduto, allora ho bisogno di fare di nuovo il video e questo è il nuovo video. Allora, tenterò di parlare con alcune persone online, alcune persone che non conosco, chiaro, e non so se questo funzionerà perché già ho sperimentato alcuni problemi e non so se questo problema continuerà. Ciao, come stai? Bene. Bene, ok, super. Sai che non sono italiano, allora non parlo molto bene. Vabbè, cioè... Ok, tu sei... Sì, come ti chiami? Roman. E ti? Come ti chiami? Roman, R-O-M-O-N. Ok. E tu come ti chiami? Aurora. Come? Aurora. No, Aurora. Aurora. No, allora, Aurora. Aurora. Sì. Aurora. Come è sembrato? Ok, questo è un po' difficile, scusi. Allora, tu sei italiana? Sì, Italiana, sì. Beh, oddio, italiana no. Sì, sei italiana. Cioè, sono anche napoletana. Ok, questo è molto bene, penso. E quando parlo, tu mi capisci bene o no? Sì. Ok, super. Quindi, tu puoi mi dire una cosa interessante? La più interessante su Italia per te? Secondo me la cosa più interessante sull'Italia è la pizza. La pizza? Tutto il mondo dice questo? Altra cosa, forse? E poi
poi perché i costi sì, sono bassi. Ok, penso che questa è una buona cosa. E per un turista, ad esempio, tu raccomandari che io vedo cosa? Che io faccio cosa? Ehm, Oddio. Una cosa semplice, come il museo, non so, una cosa che letteralmente con questa cosa è l'esperienza italiana ideale. Male. Niente? Ok, questo è buono. Ok, molte grazie. Ma l'ultima cosa, attualmente Ok. faccio un video parlando italiano, ma se tu hai un problema, non metterò la tua... Aspetta, la tua Faccia. Sto facendo un video. faccia sì, Stai nel facendo un video. video? Sì, tu hai un problema per essere nel video? No, però puoi censurare la mia faccia poi. Ok, super, ok, questo è Oh, queste cose di super, TikTok. super. Oh, stai Non è, facendo no, non è per video. TikTok, è per YouTube, non è per TikTok, è per YouTube perché faccio... Fai con te, Sì! Ma sappiamo riconosciuto. Sì, ma sta bene. Possiamo fare uno screenshot? Un screenshot, claro, chiaro, sì, chiaro. Aspetta. Allora sì. Sì. Aspetta, di. Sì. No! Aspetta. Ok. Ok. Oh my god, quello di TikTok, sicuro. Sì, capisco. Ok, super. Allora, dimmi una cosa su Italia. Cosa ti piace più d'Italia? Cosa mi piace? Il paesaggio e il cibo. Ok, e per una persona che è Sì. straniera, tu dirai cosa esattamente per una persona per vedere, per fare, per mangiare? Vabbè, mangiare la pizza è molto buona, poi la pasta. Cosa facciamo? Non parlo bene italiano, scusa. Va bene, bro, va bene. Ok. Noi bianco e nero una cosa sola. Noi siamo al parco giochi a giocare con i bambini. Ah, ok, super. Ma allora faccio un video per YouTube. Tu hai un problema se ti apparecchi nel video? Sì, bro. Hai un problema? No, Ok, vai, super, fai ok, il video. super. Allora, questo è tutto per oggi. Se ti piace questo video, ho dimenticato la parola. Se ti piace questo video, iscriviti, lascia un commentario e anche da un mi piace. Lascia un commentario, da un mi piace, iscriviti e condividere il video. E questo è tutto per oggi. Grazie e ciao ciao!